I temi del confronto politico, a cominciare dalla regolarizzazione dei lavoratori in nero e dalla scarcerazione dei mafiosi per ragioni di Covid. Il guardasigilli Bonafede conferma che ci sarà un decreto per rivalutare le decisioni sui boss, ma il centrodestra punta a sfiduciare il ministro in Parlamento. Un avvertimento arriva dal segretario del PD Zingaretti, secondo il quale l'unica alternativa a questo governo sono le elezioni anticipate. Mario De Pizzo e poi Sonia Sarno. O questo governo o il voto, non c'è altra via per Zingaretti. Basta col chiacchiericcio, dice il segretario PD, serve concretezza e meno burocrazia per scongiurare l'esclusione sociale. Corretta la proposta Bellanova sui migranti, auspico una soluzione. Se questo governo non ce la fa, io francamente vedo difficile che dentro queste maggioranze, questo Parlamento si possa riproporre una maggioranza diversa. Italia Viva chiede risposte sia sulla regolarizzazione di migranti come braccianti e colf, sia sull'economia. Riapertura delle attività economiche, farlo presto, nella consapevolezza che c'è un problema di salute, ma anche nella consapevolezza che l'Italia ha bisogno di lavorare. Anche l'EU sostiene le regolarizzazioni. Crimi 5 Stelle si dice disponibile ad accettare solo una misura che favorisca l'emersione del lavoro nero di italiani e migranti e per questi ultimi solo permessi temporanei. Qualora ci siano dei migranti irregolari che sono assunti in nero e possono essere contrattualizzati con contratti irregolari, quella può essere una misura che può essere anche di regolarizzazione. Sulla giustizia il ministro Bonafede ribadisce a breve un decreto per permettere ai giudici di rivalutare la posizione dei boss scarcerati. Da me nessuna interferenza sulla nomina del capo del DAP. Il centrodestra unito deposita in Senato una mozione di sfiducia al ministro Bonafede. Lo annuncia Salvini, che rilancia: conto che anche nella maggioranza qualcuno si ponga le nostre domande. No alla sanatoria per centinaia di migliaia di clandestini, pronti alla mobilitazione anche fuori dal Parlamento. Però una cosa ad hoc, individuale, a tempo, solo per chi già lavorava è un conto. Una sanatoria indiscriminata anche per delinquenti, nullafacenti e spacciatori sarebbe devastante. Per i cittadini processo eterno, per i boss mafiosi la scarcerazione, accusa Forza Italia. In altri tempi ci sarebbero state le dimissioni del governo. No alla sanatoria, ribadiscono poi gli azzurri. Siamo invece per i voucher, siamo per la possibilità di mandare coloro che percepiscono il reddito di cittadinanza a lavorare in agricoltura. Bonafede, reticente, si dimetta, incalza Fratelli d'Italia. I clandestini, così si premia chi viola la legge. Questo governo, invece di sostenere le famiglie e le imprese italiane, pensa a una grande sanatoria per gli immigrati. Vogliono portare avanti posizioni ideologiche approfittando dell'emergenza Covid. Diversa la linea di Bonino, più Europa, le forze più ragionevoli, dice, tengano ferma la barra della legalità nel settore degli invisibili. Nuovo